Il Covid ha determinato un digital surge, il ricorso alle strutture educative digitali da parte di tutti, bambini e non. La mancanza di una risorsa digitale educativa che sia anche ludica e partecipativa ha fatto nascere in noi la necessità e il desiderio di sviluppare una piattaforma ad hoc. Che mettesse in primo piano i ragazzi e che combinasse le arti performative, quelle del gaming e quello dello streaming in un'unica piattaforma. Fondazione AIDA ha deciso di circondarsi di competenze nell'ambito digitale per realizzare questa piattaforma di teatro live. Teatro on Life è un'esperienza di edutainment, children first, pensata quindi prima con un'attenzione particolare sia per l'interfaccia che per la sicurezza ai bambini. Personalizzazione, inclusione e intelligenza, queste sono le parole chiave del mercato EdTech che ha raggiunto quasi 19 miliardi di investimenti nel 2019. Teatro on Life è stato sviluppato proprio andando in questa direzione. Un progetto che vuole finalmente rendersi disponibile in Italia e nel mondo.